E buongiorno cari amici, qua siamo, come avete visto da precedenza del video, nella via Mameli, a 2 passi da quella che è la via Manara e poi l'uscita verso viale Poeto, mentre da quella parte torniamo verso la zona del mercato di Quartu. Entriamo. Quella che vi mostriamo oggi è una tipologia stile campidanese, o meglio una parte. In origine tutte queste grandi porzioni sono state frazionate fra loro in piccole porzioncine. Questa era la casa che apparteneva a 2 signore anziane, ora degli eredi, che hanno abitato per molti anni. Come vedete abbiamo i pavimenti originali che loro hanno mantenuto e la struttura appunto è quella delle case campidanesi che hanno i vari ambienti collegati tra loro. Ovviamente questa è una casa che va rimodernata, ristudiata sulle finiture moderne, perché il massimo della modernità oggi che abbiamo è l'infisso in alluminio e il bagno che è stato ripreso. Questa loro lo usavano come zona cucina. Questa altra stanza invece era utilizzata come zona studio o punto comunque di passaggio. Ribadisco, va studiata su una concezione più moderna. Da questa parte abbiamo la nostra scala e poi al primo piano. Andiamo di sotto. Questo è il primo piano. Come vedete dalla volta è quella classica campidanese. Abbiamo delle travi di ginepro, una parte dove c'è il cannucciato è stato ripreso con dei tavoloni e a terra abbiamo sempre i pavimenti originali. Come vedete abbiamo una prima camera e l'altra camera confinante. Un dettaglio interessante che vedrete adesso sul video tramite Google Earth, tutto intorno a noi c'è la terrazza a livello che è il tetto della parte sottostante, che dal punto da dove abbiamo avuto accesso dalle scale, in cui abbiamo un altro solaio, parliamo in effetti di questo ambiente, potremmo pensare di fare una porta finestra per accedere direttamente a tutta la terrazza che va in giro attorno a noi, come vedete a Google. Ora vi porto a vedere quello che rimane al piano terra. Eccoci al piano terra. Ora andiamo a vedere gli ambienti che mancavano nel nostro immobile. Come vi dicevo, avendo la casa delle opere di ammodernamento necessarie, è importante venire a vederla magari con delle persone di fiducia che hanno esperienza nell'ambito per i migliori consigli di ristrutturazione. Questo è il nostro bagnetto, che era stato ripreso un po' di tempo addietro, ma anche questo comunque ha delle finiture originali. E abbiamo anche al piano terra una camera da letto separata, che è la vecchia camera delle signore che ormai la casa è disabitata già da tanti anni. Abbiamo tutto il perlinato a giro, oltre a essere una moda del periodo, viene utilizzato per ulteriori coinventazioni delle nostre murature che nei perimetrali maggiormente sono in ladri. Poi dalle nostre vetrate prendiamo luce sul cortile. Il cortiletto interno ha una metratura un po' limitata dalla tipologia, rimane un po' piccolina, ma ha comunque un suo ingresso ferrabile direttamente sulla strada, che può essere ripristinato o addirittura automatizzato per rendere più fluibile l'accesso, oltre che un'altra piccola zona lavanderia con semplicemente alcuni punti di scarico anche qui di ripristino che le proprietarie sfruttavano come zona di riferimento per la zona lavanderia. Come vi dicevo è un immobile che va valutato in prospettiva col potenziale di ripristino, di ristrutturazione e modifica degli spazi interni. Siete incuriosito? Venite pure a vederlo. Rimaniamo a vostra disposizione dalla Buon Enrico Produzioni Immobiliari.